Siria. Nuove sanzioni dell'Unione Europea. Profughi. La Corte Europea condannò il governo italiano. Processo Mills. Berlusconi scansò la condanna grazie alla prescrizione. Decreto Salva Italia. La regione siciliana impugna lo provvedimento. Benedica a tutti. Lo giorno 27 di febbraio, i ministri degli esteri dell'Unione Europea approvarono il 12° pacchetto di sanzioni contro la Siria. Le nuove sanzioni colpiscono il settore finanziario e economico, in particolare la transizione del Banco Centrale Siriano e l'esportazione di metalli preziosi, come l'oro e diamanti. Ordinarono magari misure restrittive per i voli cargo. Il 23 di febbraio la Corte Europea per i diritti dell'uomo sanzionò l'Italia perché nel 2009 respinse in Libia un gruppo di clandestini somali e eritrei senza aver esaminato le sue necessità di protezione. Il caso nasce di un ricorso di 24 profughi che le motonavi italiane trovarono a sud di Lampedusa il 7 di maggio del 2009 e consegnarono alle autorità libiche. Gli giudici di Strasburgo videro il suo modo di comportarsi come un'infrazione dell'articolo che proibisce i respingimenti collettivi e condannarono il governo italiano a pagare un risarcimento di 15.000 euro per ognuno, più le spese legali. Domenica 26, il primo ministro russo e candidato per le presidenziali Vladimir Putin affermò che la Russia e l'Unione Europea avessero a creare uno spazio economico comune contro la crisi per favorire lo sviluppo. Disse pure che la Russia è parte integrante e in maniera organica della grande Europa e della civiltà europea. I nostri cittadini si considerano europei. Sabato, l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, scansò, grazie alla prescrizione, la condanna per l'accusa di aver corromputo l'avvocato inglese David Mills per dire menzogne in tali processi all'Elberen e Arces. Mensa giustizia fu fatta, dichiarò Berlusconi, che avesse voluto la soluzione china. Assai sono le polemiche di chi che si domandano perché non si calcolarono prima le limiti della prescrizione, sparagnando le picciole di sto processo inutile. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, lo passato fine di settimana ci fu un aumento dei prezzi dei carburanti. La benzina Shell arrivò a 1,825 euro, lo diesel a 1,765 euro. In Sicilia continuano le proteste delle consumatori, perché qua si produce e si raffina lo petrolio, ma la benzina è più cara che ne altre banne. Record a Lampedusa, onde si superarono i 2 euro per un litro di benzina o diesel. Il 24, il governo della regione siciliana decidiò di impugnare davanti alla Corte Costituzionale da poco di norme del decreto Salva Italia. Il presidente Raffaele Lombardo disse che alcune disposizioni legislative comportano una violazione dello Statuto siciliano. Già di chi che si riferisce all'IMU, tassa che avesse a essere di competenza della regione siciliana e non dello Stato italiano. Dalla stessa riunione il governo decidiò la data delle prossime elezioni comunali in Sicilia, si vota lo 6 e lo 7 di maggio. Il 22 di febbraio, la Commissione Affari Istituzionali di Lars deliberò l'addio allo testo presentato dallo presidente Raffaele Lombardo e dall'assessore Caterina Chinnici, che prevedeva l'abolizione delle province. Il disegno di legge ora continua il suo cammino, ma oramai pare sicuro che le province mantengono le caratteristiche tradizionali. Solo diminuisce il numero dei consiglieri in proporzione al numero di abitanti della provincia, ma non ci furono tagli agli stipendi, come invece si aspettavano gran parte delle siciliane. Sabato 25 di febbraio alle 21:34 si sentì a Palermo una scossa di terremoto di intensità di 4,2 gradi della scala Richter. Il centro della scossa fu a 43 km di profondità, tra l'isola di Ustica e Palermo. La scossa durò una poco di secondi e la popolazione si innadonò soprattutto tra le piane alte. Non ci furono danni, ma solo scanto perché si ricordava il terremoto di 10 anni fa. Benedica a tutti. Palloni. Dalla Serie A, domenica a Siena, lo Palermo incucciò una mala giornata di l'arbitro Gava, che espelliò a Balzaretti dopo solo 70 secondi, detti un rigore assai generoso allo Siena e ne negò un altro agli rosaneri. La partita accabò con lo 4-1 per i senesi. Lo Catania dominò con lo Novara vincendo per 3-1. Per i rosso-azzurri segnò Berghessio, l'Unisseno Marchese e Gomez. Lega Pro. Lo passato lunedì, lo Trapani vincì per 4-2 a Cremona.
con i riti di Tedesco, Abate e Duvoti Madonia. Sabato lu Siracusa perdiu in casa con l'Upergo Crema P1-C. In tale classificazione, i granati accresceru a 9 punti lu vantaggio sopra i siracusani e a 11 chi du sopra i terzi. Domenica 4 marzo s'avvia a giocare lu derby siciliano in tale citati Eretusea. Rugby. In tale terza giornata di Lu Sei Nazioni, sabato l'Italia perdiu in Irlanda per 40-10. Vinceru fuori casa lu Galles e la Francia contro Inghilterra e Scozia. In tale classificazione comanna lu Galles con 6 punti, seconda la Francia con 4 e una partita meno. In tale campionato di eccellenza, lu San Gregorio Catania perdiu a Rovigo per 39-5. I catanesi Piccomora sono ultimi, con 11 punti, 4 più picca di lu Rugby Regio. Pallacanestro. In tale Lega 2 continua lu malu momento di lu Barcellona, che perdiu in casa contro lu Verona per 96-98 allo tempo supplementari. In tala 1 femminili si giocau lu derby Alcamo Priolo, vinceru per 59-57 gli alcamisi, che in tala classificazione acchiapparu lu Cagliari a 6 punti. Domenica 4 di marzo si tiene la giornata nazionale delle ferrovie scordate. In questa giornata è possibile riscoprire citate, borgate, villaggi di campagna, stazioni che una volta erano giunciute di riti ferroviari ma che oggi sono abbandonate. Lo scopo è creare una rete di itinerari turistici di fare a piedi, a cavallo o in bicicletta per scoprire e valorizzare lo territorio. In Sicilia sono previsti i seguenti eventi: passate con le biciclette di montagna, a piedi e a cavallo, la ferrovia dello Vino, la via dello Surfa Rapido Chiosa, la villa romana seculiana, 13 archi e tante campane alla ricerca dell'antica tranvia Giampilleri Barcellona. Lo 4 di marzo all'8 di sera a Palermo, allo Palab, alla Chiazzidda dello Funnacu, proiettano lo film documentario di Igor d'India Oreto The Urban Adventure, video che mostra lo ciclo della vita dello sciume di Palermo, liquidi delle cloache, armali morte, macchine abbandonate ma pure cascate, giardini d'agrumi e meraviglie della natura. A Caccamo, a partire dello 4 e fino al 19 di marzo, sono previsti festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Di speciale interesse è a Retina, una maniera diversa da ricogliere offerte. Una lunga fila di mula conzata a festa con giumme, festone e ciancianeddi fanno lo giro della città insieme alla banda musicale per ritirare le offerte in natura, frumento, fave, ciceri, eccetera, promesse dei devoti dello santo mettendoli dentro le vesazze. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo.